Professor Moschini. Abbiamo aperto l'incontro parlando del tema della bellezza, il rapporto di tutti e tre questi personaggi, queste personalità con il tema museale, il tema dell'allestimento provvisorio ma di grande lungimiranza. Ecco, ma Alvaro Sisa invece ha un versante non affrontato probabilmente così dagli altri maestri, che è quello dell'abitazione di tipo economico e popolare. In fondo la sua storia in Italia nasce anche dalla diffusione capillare dei suoi lavori fatti come architetto sul tema della condivisione del progetto con gli abitanti, quasi sempre in zone, diciamo, di imbarazzo sociale, di degrado antropologico. Ecco, lui comincia nel 77, lui ha la prima, lo dico, scusate la pedanteria, ma lo dico per ricordare ai giovani un po' alcune date, nei primi anni 70, nel 72 conosce, diciamo, la prima ribalta dopo la rivoluzione salazariana del 74, il rovesciamento attraverso la rivoluzione, viene conosciuto in Italia e finalmente possono girare anche gli architetti portoghesi, muoversi, e loro hanno dalla parte loro il carico rivoluzionario di questi lavori d'équipe fatti con le famose Brigade Sal. Ecco, di queste esperienze delle Brigade Sal, in fondo i primi a darne conto sono Vittorio Gregotti ed Emilio Battisti, ma già nel 71, nella 15ª triennale, Aldo Rossi aveva coinvolto, e da lì nasce il loro rapporto che arriverà alla mostra del 2016. Alvaro Sisa incontra Aldo Rossi alla Biennale di Venezia di Ravenna, ecco, ma lì nasce questo rapporto con la cultura architettonica italiana, con Aldo Rossi da una parte, ma soprattutto con i più giovani che lo coinvolgono per una sorta di giro d'Italia da Torino a Palermo a spiegare cosa fosse questa idea dell'architettura partecipata, di cui c'erano alcune avvisaglie per le esperienze progettuali di Giancarlo De Carlo, l'esperienza del quartiere Matteotti di Terni, ma insomma era una sorta di vox clamans in deserto quella di De Carlo. Invece con Nuno Portes, Alvaro Sisa e un altro, cioè, sono proprio i portatori di questo verbo del progetto, della progettazione dal basso, e le esperienze da allora diventano esperienze anche molto più solide a livello internazionale. Basti pensare nei primi anni '80 il progetto vinto da Sisa per la Giudecca, per il campo di Marte alla Giudecca, dove lui coinvolge generosamente da Raffaele Moneo ad Aldo Rossi a Carlo Emonino. I primi due riescono a realizzare il loro lacerto urbano, purtroppo Raffaele Moneo e lui, il suo intervento resta, diciamo, a mezza realizzazione, e quest'anno miracolosamente riparte tutto e anche il progetto di Raffaele Moneo potrà essere realizzato. Ma ci sono tante le esperienze di edilizia economico popolare. Tutti abbiamo in mente il primo numero di Pierluigi Nicolin, il primo numero monografico che darà celebrità internazionali, il quaderno particolare di Lotus dedicato ad Alvaro Sisa, con la foto di Chiaromonte in copertina, con l'edificio di Kreuzberg, altro luogo del degrado sociale, il quartiere dei turchi senza cadute, diciamo, negative, ma quell'edificio che tutti conoscerete, che si chiama Bonjour Tristesse, diventa l'elemento di riscatto per tutta l'area di Kreuzberg. Ecco, poi c'è l'esperienza dell'AIA, sempre sull'idea della condivisione del progetto e dell'edilizia economica popolare, ma tutte queste esperienze europee portano nel loro DNA la grande avventura giovanile, appunto, tra Matosinhos e Évora, su cui peraltro continuerà a ritornare in anni più recenti, per cui tutta la vita di Alvaro Sisa è da una parte collocata all'interno del tema del fabbisogno abitativo, dall'altra la ricerca di questa bellezza straordinaria di musei che arrivano fino ai più recenti padiglioni di Seul o allo straordinario esperienza di Beret Camargue in Sud America, no? Ecco, queste due versanti della tua ricerca, la ricerca della bellezza quasi intangibile e dall'altro questo bisogno sempre di confrontarti con la dimensione reale del quotidiano, del vissuto, della gente che abita le architetture, come si può spiegare? Eu interpreto como complementaria, non come cosa opposta. Al finale il ruolo dell'architetto primo è di riuscire a far apparire la bellezza, è il ruolo finale. E questo rispetta a tutto che si fa, sia monumenti, chiese.
diciamo, la casa della gente, sia fatto con finanziamento altissimo, sia con bassi finanziamento, il ruolo è sempre la ricerca della bellezza, credo io. E qualche volta con possibilità più chiara, altre volte con molta difficoltà. Ma una cosa che in questi lavori dopo 74 che ha menzionato, che ha visto, e forse prima è stato per me una sorpresa, si trattava di fare abitazione sociale per gente che viveva nella città in condizioni poverissime. E di inizio, quando comincia questo dialogo, è la prima volta che ho questa esperienza e anche che lavoro nel centro della città, abbiamo cominciato gli architetti a parlare di come la gente voleva il rapporto fra cucina e sala, far vedere tutti i dettagli, fare domande su tutti i dettagli della distribuzione della casa e cose di questo genere. Ma in poco tempo quello che si discuteva con questa gente era la città, perché rapidamente il processo ha arrivato alle cose più importanti per questa gente che viveva in zona degradata, che era il problema, per esempio, degli equipamenti sociali. E in poco tempo, come si trattava di lavori in diversi quartieri, con diverse equipe, quello che si discuteva era la città. Dopo si capisce, quando il tema in discussione era già la città, il programma è stato cancellato, perché era già un intervento in profondità. Voglio dire, è possibile discutere l'architettura con tutti. L'idea che eventualmente aveva ancora in questo momento che c'era bisogno di un livello culturale, una preparazione molto grande per parlare con qualcuno, non è vero, e qualcuno arriva a discutere e proporre il tema più importante della città. Quando negli stessi anni di professione poetica, al Quaderno di Lotus, esce anche l'album di disegni di Umberto Riva e Pierluigi Nicolin, riferendosi al lavoro di Umberto, parla di un lavoro che si muove dentro un intervallo definito da una ricognizione delle tracce, da una sorta di sospensione dell'opera che non accetta la finitezza. Queste sono le altre case a Stintino. Non so, sono case costruite negli anni 60 dove incomincia l'invasione della speculazione edilizia e anche qua bisognerebbe vedere l'insieme. Questa struttura appunto sfrutta il materiale locale ma è un problema di inserimento, forse andrebbe visto nell'insieme e allora si capirebbe un po' di più. Ecco, un intervento molto simile che nasce anche in questo caso. Queste sono le piscine a Lessa, di Palmera, di Sisa. Dalla roccia sul mare, quanto è importante, che cos'è il paesaggio, quanto è importante, è imprescindibile il paesaggio, cioè incute timore.
è uno dei punti di partenza per il progetto. E qua era molto bello, era tutto orizzontale, era una strada marginale, un muro di supporto, tutto questo lungo chilometro e mezzo, e dopo rocche e spiaggia. E la comune ha deciso di fare qua una piscina. C'era un progetto con 4 muri per contenere l'acqua, e quando mi hanno chiamato io ho detto: ma perché non si fa solo i muri imprescindibili e il resto, il limite è la rocca. Prima si diceva che era molto pericoloso, ma in più di 50 anni mai ha avuto un accidente là. E questo lavoro con la rocca era molto complessa, la topografia è fatto praticamente nel luogo, perché c'era molto tempo. Io cominciavo, il mio lavoro di architetto aveva tutto il tempo. E il lavoro è stato di trovare la logica di sviluppo di queste rocche dove esistevano aperti per il recinto e seguire queste suggestioni di organizzazione di spazi o questa realtà di organizzazione dello spazio, e dopo curare di come la costruzione, i muri di concreto dovevano, dove e come e a che quota rincontrare le rocche. E lavorare sempre contando con la protezione di questo recinto, perché il mare qua è l'Atlantico, è molto dura le condizioni. E dunque fare tutti spazi e costruzioni protetti per le rocche, principalmente per le rocche. E c'è una cosa che è successo: io ho fatto una costruzione fuori del posto, il mare l'ha distrutto completamente. Allora ho capito come il studio di fare era quello che la natura suggeriva come protetto, controllabile, confortabile, eccetera. E il sviluppo è stato questo. E la foto è bellissima del giudice. Un altro elemento che accomuna i 3 maestri, per esempio, è il loro rapporto con il Sud, no? È straordinario l'esperienza, per esempio, di Umberto Riva con il Salento, con Otranto. Io ho fatto prima riferimento alla casa del sindaco, la casa Migiano, che è molto diversa, ha una dimensione, una propensione scultorea quasi michelangiolesca nel suo negarsi e concedersi al contesto, ma anche il rapporto con la natura del Sud, anche per Francesco Venezia. Prima facevo riferimento ai 2 giardini segreti di Gibellina, dove diciamo, le verzure, gli alberi stentano persino per i caratteri di segretezza, per come sono sottratti in fondo a un consumo rapido e turistico, stentano persino a crescere. Ecco, c'è un rapporto di grande bellezza attraverso il gioco, lo studio delle ombre, la reazione dei materiali alla luce dei luoghi, e soprattutto anche, io ricordo la suggestione che provavo quando Francesco Venezia mi parlava molti anni fa di questi incontri con Alvaro Sisa e questo mitico Alcalde de Alcoi. Lui dava per scontato che io capissi di che cosa si trattasse, sentivo solo che c'era una suggestione araba, non so, medio orientale, mi facevano venire in mente le canzoni di Lola Emanuel, 2 pessimi cantanti forse di Seviglia, ecco, ma c'era la suggestione. Poi ho scoperto che si trattava del sindaco della città di Alcoi, ecco, con cui loro avevano avuto esperienze per un po' di tempo, insomma, quindi ecco, allora anche di questo rapporto con il Sud vorrei sentire un po' voi, poi lasciamo la parola solo a Francesco Venezia. Questo rapporto col Sud vorrei sia che Alvaro che Umberto ci dicessero delle cose. Io sono nel Sud, già, ma
quando ha avuto gli inviti per lavorare per venire a Italia, il primo è stato questo viaggio del nord a sud, e è rimasto più chiaro quella che è la transizione, la differenza. Di questa forma, prima conferenza, il primo incontro è stato a Torino. E a Torino si è fatto una scena con alcuni professori e tutti con gravata. E era tutto abbastanza accurato. Tal. E dopo si comincia a venire Venezia, Roma, sim, fino a Sicilia. E tutto va cambiando. Il rapporto umano, anche a paesaggi, evidentemente, probabilmente c'è un rapporto fra le due cose. Quando siamo arrivati, anche a Napoli abbiamo stato, ma non con te, o non ho stato a Napoli. Quando arrivavamo a Palermo, era un ambiente completamente diverso, anche se c'era un tempo di confusione nella scuola, di contestazione. Roma non avevamo presentato perché era chiusa la scuola e c'era barricata e tal. A Palermo era un ambiente quasi di pre-rivoluzione. Questo è un rapporto sicuro con il paesaggio e con il clima, con il mare. Che cos'è il mare? Una cosa è il mare calmo del Mediterraneo, altra cosa è l'Atlantico. Là non si può giocare, il Mediterraneo quasi non si muove, ma quando si arriva all'Atlantico è tutto molto duro, c'è bisogno di mettere in piedi con firmezza, va tutto. Bene, ma la cosa più importante nel sud come nel nord è stato di conoscere una quantità di persone, molti altri a Porto durante la rivoluzione perché andavano per vedere la rivoluzione e hanno scoperto che aveva architettura anche che non era conosciuta perché Portogallo, il regime a Portogallo aveva tutto chiuso e là ha conosciuto moltissimo. Pierluigi, Nicolin, Aldo Rossi e tanti altri, adesso non mi ricordo il nome di tutti. Questa possibilità di rincontro, di discussione, per me è stato fondamentale, ha cambiato tutto. Ho avuto una difficoltà, che però molto brevemente, è che a Portogallo ho fatto piccole cose, case di famiglia piccole, perché era considerato non male per quello, case. Dopo quando ho avuto questa esperienza di abitazione sociale partecipata, inviti dopo erano tutti per abitazione sociale invitata. Solo dopo sforzi, concorsi, ho riuscito a avere lavoro diverso. Voglio dire, c'è una mania, non so come si dice, mania, che ogni giorno è più forte di che tutto deve essere specialità. E questo per l'architettura è terribile. Io ho cercato altri lavori perché aveva coscienza propria di che aveva bisogno di lavorare diverse scale, diversi programmi, eccetera, perché nella città siamo insieme, convivano. Ma è stato difficile. E oggi, ogni volta più, si parla di specializzazione.
Allora, l'interiorista fa l'interiore, l'architetto fa l'immagine, dopo viene l'ingegnere e adatta una struttura per l'immagine, e dopo uno di aria condizionato mette cose nel soffitto, griglia, eccetera, è tutto disperso, ma il cumulo, il massimo, è ultimamente mi hanno detto che aveva bisogno nell'equipo di un coordinatore, ma non solo, un specialista in coordinazione. Ora, per natura un specialista non può coordinare, ma è così, è una cosa molto dura per l'architettura oggi, è un problema terribile. C'è un collega che dice: noi oggi potremmo fare la pelle, come si dice? Pelle. È pelle. Noi oggi facciamo la pelle.